dottor visto Giuseppe l'orario, Pise. prometto una sintesi della sintesi. Allora, Steve Jobs ha detto: siate affamati, siate folli a noi imprenditori, no? Mi viene da pensare che basta portare un consulente psicologo in azienda, ti riduce la fame e diventi folle come lui, Allora, la criticità forse più grave della nostra società, certamente la più sentita e la più sofferta, è il lavoro che manca, il lavoro a cui le persone hanno diritto anche per Costituzione. Una soluzione a questo grave problema può essere dato dalle piccole e medie imprese manufatturiere. Sono il primo fronte di difesa dell'economia nazionale, lo sapete bene, oltre il 16% del PIL è prodotto da loro. Il mondo della psicologia può dare una mano grandissima, come l'ha dato la mia azienda, e per sommi capi dirò cosa siamo riusciti a fare. Effettivamente l'azienda, con la sua storia in generale, no? Con la sua realtà postmoderna, con la sua idea vincente che la sostiene, ha dimostrato che attorno ad essa si può formare quel gruppo di umanità che risolve bene il problema esistenziale, che ha un futuro, che può progettare il proprio futuro, ha delle certezze. L'azienda dimostra che il lavoro si può inventare, si può creare e dal nulla. Quindi il sostegno che voi dal canto vostro potete dare, direi dovete dare, proprio con responsabilità sociale, alle imprese, è fondamentale per la soluzione di questo grave problema che stiamo vivendo tutti e che ci angoscia. Anche perché il mercato del lavoro ha cicli piuttosto lunghi in Italia e non è prevedibile che se ne dica purtroppo che prima di 4 o 5 anni le cose possano cambiare sul piano dell'occupazione. Cosa abbiamo fatto noi con gli amici? Sono diventati amici dopo tanti anni di collaborazione, psicologi. Allora, nell'area del personale, per esempio, è chiaro che tutto comincia dalla selezione. C'è l'azzardo morale che mette in difficoltà il selezionatore perché il candidato si presenta sempre nella forma migliore, nasconde i punti deboli, tira fuori i punti di forza, c'è bisogno di assumere, non c'è molta disponibilità di personale qualificato, quindi tutti elementi che portano a una decisione rapida. Poi è inutile attaccarsi articolo 18 sì, articolo 18 no. Se è stato fatto un errore di selezione, se il candidato magari era buono ma non è stato accompagnato adeguatamente all'inizio del suo percorso formativo, il risultato non può essere buono. Quindi ad evitare questo rischio, questa area, la selezione del personale, occupatela, impegnatevi a farlo magari a condizioni di favore, proprio come impegno sociale, no? Per promuovere migliori relazioni industriali tra dipendenti e impresa. Noi abbiamo istituzionalizzato l'apprendimento in azienda, Antonio lo sa, insegniamo ai venditori non solo l'arte di vendere, ma gli insegniamo la comunicazione. La comunicazione l'avete studiata voi all'università, ma nelle scuole non si insegna. E il problema più grande della comunicazione è che tutti credono di saper comunicare, quindi è un disastro, perché il messaggio che viene ricevuto è in realtà il messaggio che è stato trasmesso. E quindi alla nostra gente insegniamo il verbale, che conta molto poco nella relazione comunicativa, sapete che conta solo per il 7%, no? Il paraverbale, un 35%, tono, intensità, pause, respiro, ritmo, mentre il 55% lo fa quella parte che è difficile da controllare, che l'uomo è abituato a monitorare attentamente, che è il non verbale, prosemica, mimica, gestualità, modo di presentarsi della persona, no?
e quindi li aiutiamo non solo a evolversi culturalmente, no? A capire come possono meglio correlarsi e affrontare le difficoltà quotidiane, perché la vendita oggi, biofeedback a parte, Antonio, resta un problema gravissimo, la concorrenza cresce, i volumi di consumo si sono ridotti. Ecco, i nostri venditori però, dopo che hanno fatto la grande esperienza della identificazione delle parole che sono carezza per l'ascoltatore e che invece sono proibite nel colloquio di vendita, e sono tante, Antonio ne ha nominate un paio, ma noi ne abbiamo identificate una ventina, e il role playing è stato lungo, è stato attento, abbiamo monitorato la pupilla che si dilatava, i movimenti oculari, la pressione che saliva, la traspirazione che aumentava, il ritmo cardiaco, cioè è stata fatta una cosa estremamente seria, questo perché proprio crediamo che più diamo, più riceviamo dal nostro personale. Poi abbiamo fatto monitoraggi estremamente attenti sul flusso delle relazioni all'interno dell'azienda. Chi parla con chi, con quanta frequenza. Questo per creare un organigramma di valere, non un organigramma di potere, che non incide quasi mai con quello gerarchico affisso in bacheca. Stranamente, facendo questo tipo di analisi, è emerso che il comando era in mani che nessuno pensava. È un'esperienza che potete fare e dilatare nelle aziende, molto interessante. Abbiamo poi istruito il personale sulla tecnica importantissima del marketing telefonico, non il telemarketing che fortunatamente si avvia sulla Viale del Tramonto, ma ogni azienda ha necessità di contattare costantemente clienti o clienti potenziali per fissare appuntamenti, per promuovere prodotti, opportunità, eccetera. E nel corso del colloquio telefonico con la prima barriera che è il centralino, la seconda barriera che è la segretaria, poi finalmente con l'interessato, ci sono solo 9 secondi a disposizione per filtrare, per passare la prima barriera. Tutto quel personale lì ha una bomboletta di buy not a disposizione, no? Basta dire una parola sbagliata ed è finita. No? Ancora adesso noi riceviamo telefonate del tipo: posso rubarle 2 minuti? Ecco, cose del genere. Quindi so che Antonio ha messo a punto nel suo studio una tecnica particolare di marketing telefonico, no Antonio? Questo sta crescendo di interesse e di importanza ed è un'area nella quale potete veramente investire le vostre energie, la vostra creatività per dare una mano alle aziende, no? Poi nell'area per esempio della leadership e del management, noi abbiamo fatto un'esperienza straordinaria chiudendoci in un albergo con Paul Caillard, lo skipper del Moro di Venezia, ai tempi di Gardini, vi ricordate la Coppa America? E quest'uomo straordinario ci ha trasmesso sensazioni che ancora sento sulla pelle, no? Perché in uno spazio estremamente ristretto come una barca, con centesimi di secondo a disposizione, doveva comandare i suoi uomini anche col battito delle ciglia, doveva avere la risposta precisa e assoluta da tutti, appassionati, determinati, competenti. E allora le abbiamo chiesto la sua aurea, da cosa veniva, la sua relazione col gruppo, come si estrinsecava, come la curava, come la coltivava. È stata una cosa meravigliosa che non vi racconto per mancanza di tempo. Ti ricordi quell'incontro a Rovereto? Ho incontrato gente che è riuscita a fare un bilancio umano e lo registra parallelo al bilancio economico in azienda. Bilancio umano, naturalmente si tratta di mettere un po' insieme le pere con le mele, ma
L'importante è partire da un'analisi iniziale e poi vedere negli anni gli incrementi che si riesce ad avere di ogni singola voce. Anche questa è un'area di lavoro estremamente interessante. Se vi interessa potete contattare, posso fare il nome di un'azienda, no? La Parmalat, che in questa attività è avanzatissima, ci ha creduto sin dalle origini ed è anche normalmente disponibile per aiutare, per dare consigli, suggerimenti. Quindi l'area del team working, i gruppi, la dinamica di gruppi, ci siamo chiusi a Villa Condulmer, Antonio ci ha ficcati dentro un sommergibile virtuale dove è successo di tutto, poi alla fine si doveva uscire per una falla, bisognava decidere chi usciva per primo, abbiamo dovuto eleggere il capo, è stata un'altra occasione straordinaria. Quando si legge un libro o si sente una conferenza o si parla con qualche persona che ha la cultura adeguata, le cose si assimilano ma durano poco, perché siamo pervasi ormai da 1000 informazioni che arrivano da tutte le direzioni, no? Mentre invece se si fa un'esperienza sul campo, un workshop, ti rimane per tutta la vita. Per tutta la vita. Quando abbiamo fatto lo workshop sulla comunicazione, un gruppo di persone chiuse in una stanza, 3 sono state mandate fuori. Abbiamo letto attentamente un foglietto che descriveva un incidente stradale. Il signore anziano sulla macchina rossa, la ragazza bionda sulla macchina nera, veniva da destra, quello da sinistra. Abbiamo avuto tutto il tempo che volevamo per leggere attentamente parola per parola. Poi i foglietti sono stati ritirati, entra il primo estraniato e uno di noi doveva raccontargli cosa è successo. Prima caduta di livello della comunicazione. Questo qui poi doveva raccontarlo a un altro che rientrava. Mamma mia, vi dico la verità, al terzo punto eravamo proprio al riso eravamo, no? Ci pareva impossibile. La macchina nera era diventata rossa, la signora bionda era calva. Cioè, ecco, questo è comunicazione. La gente crede di comunicare, no? Quindi abbiamo strutturato la dinamica del gruppo, l'abbiamo capita, abbiamo visto come viene eletto il capo naturale del gruppo, non il capo imposto, perché ogni gruppo ha il suo capo immediatamente. Un gruppo esiste quando esiste un obiettivo. Come esiste l'obiettivo si forma il gruppo. Il gruppo immediatamente elegge, senza dirlo, il suo capo, che raramente coincide con quello che viene imposto. Poi, dove potete lavorare molto, secondo me, insisto con la comunicazione comunque, perché comunicazione è anche marketing, è efficacia di marketing, è binaria, va e viene. Comunicazione è relazione. Il dualismo relazione e comunicazione. La relazione influisce la comunicazione, no? Perché non passano contenuti se non c'è, le cose non stanno a posto sul piano delle relazioni. Prima si mettono a posto le relazioni e poi comincia la comunicazione. Questo vale anche per le attività esterne all'azienda di marketing. Ma un'altra area in cui potete incidere molto, mi spiace che non c'è tempo, è il coaching, il tutoring dell'imprenditore. L'imprenditore raggiunge a un certo punto, imprenditore non parlo della proprietà necessariamente, per me l'imprenditore è colui che gestisce la sua impresa, può essere il proprietario, può essere il manager. Io sono per le forme ibride dove la proprietà è accompagnata dal management e le cose funzionano meglio, sono quelli che sono considerati i tesori emergenti. C'è un libro, Il tesoro emergente, scritto dai miei professori di economia di Urbino, che è molto bello e parla di questo argomento. Comunque il problema che ha l'imprenditore è che a un certo punto raggiunge uno stato di serenità, no? E diventa un po' presuntuoso,
crede che i suoi prodotti siano i migliori e quindi sbaglia i messaggi di marketing, no? Si siede un pochettino, sottovaluta la concorrenza, perde i treni. Voi potete stimolarlo al cambiamento, stimolarlo alla innovazione, potenziarlo, bastano un paio di incontri alla settimana, un paio d'ore, non è che porti via molto, no? Ma come tutti sono orgogliosi di avere un coach, di avere un maestro di tennis, di sci, non se ne vergogna nessuno, no? Dovrebbe diventare un orgoglio anche avere un coach di psicologia, di comportamento, che ti tira fuori da quelle secche in cui puoi finire, no? Naturalmente la cosa più importante che vi voglio dire adesso in chiusura, chiudo, è che ogni incontro che io ho avuto con il mondo della psicologia è stato gioioso, è stato luminoso, è stata aria fresca che entrava in azienda, è stato un potenziamento dell'individuo, è stata una gioia di vivere, è stato un conoscere meglio me stesso e gli altri, ma questo mi è stato trasmesso anche dagli altri, non è solo un'impressione mia personale, la cito come personale perché io l'ho provata proprio vivamente sulla mia pelle. Naturalmente la percezione del mondo e di se stessi è diversa da persona a persona, Antonio. Questo lo sapete benissimo voi, no? Ragioni biologiche, ragioni culturali, esperienze pregresse, la situazione neuronale, temporanea, malattie, problemi che può avere una persona. Quindi la sua interpretazione, il modo di percepire e di interpretare se stesso e il mondo è molto diverso da persona a persona. Però a uno stimolo particolare corrisponde in genere una reazione prevedibile e uno stato emozionale intuibile o monitorabile. Quindi noi siamo in grado di capire che pur se all'interno di un solco piuttosto allargato, le persone reagiscono secondo modelli che possiamo prevedere e studiare attentamente. Il modeling è la base della PNL, no? Ed è un'altra area interessantissima di approfondimento che potete portare avanti. Comunque, chiudo dicendo che abbiamo bisogno, noi aziende, parlo per me, spero anche per voi, abbiamo bisogno del vostro sostegno fattivo, intelligente, preparato, responsabile, perché insieme dobbiamo vincere, essendo valori sociali, le aziende hanno una valenza sociale fondamentale, no? Essendo responsabili di tante persone, del loro futuro, dobbiamo farci carico, quasi stendendo un velo di femminilità, come dicevo in un'altra occasione, sulla realtà che ci circonda, no? Cioè, dobbiamo cercare di capire come il femminile capisce che tutto quello che ottiene dal mondo lo ottiene con fatica e se ne deve far carico. Sviluppa testimonianza silenziosa, però comprensione dell'altro, accettazione, pensieri che portano allo sviluppo di calore, di amore, di serenità. Ecco, voi potete diffondere nell'arido, freddo mondo imprenditoriale tutte queste sensazioni che possono servire per sciogliere i ghiacci, servono per migliorare le relazioni. Buonasera a tutti. Grazie.